elezioni regionali sono 121 gli aspiranti onorevoli agrigentini, nella sola città di Favara sono 12 candidati. Un altro non ha avuto la possibilità di scendere in campo e scrive le motivazioni in una lettera. L'imprenditore Salvatore Moncada e l'ex presidente dell'ASI Stefano Catuara sono stati querelati dall'assessore regionale Venturi e dal commissario dell'ASI Cicero. Lunedì parte a Favara il quarto ciclo di disinfestazione del territorio comunale. La Polizia di Stato ha festeggiato oggi il suo santo patrono, San Michele Arcangelo. Rombano i motori, tutto pronto per la partenza del 21° Fabaria Rally. Bentrovati all'informazione di Sicilia TV. Alle ore 16 di ieri scadeva il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali. Per il collegio di Agrigento sono 18 quelle presentate, 121 gli aspiranti onorevoli della provincia per 7 seggi disponibili a Palazzo dei Normanni, 12 i candidati nella sola città dell'Agnello Pasquale. Sono state 18 le liste elettorali per il collegio di Agrigento depositate all'ufficio centrale circoscrizionale che ha sede al Palazzo di Giustizia di Via Mazzini. Sono 121 gli aspiranti onorevoli della provincia di Agrigento per 7 seggi disponibili a Palazzo dei Normanni, posti che potrebbero incrementarsi con il calcolo dei resti. L'attuale legge elettorale stabilisce al 5% la soglia di sbarramento minima per l'ingresso dei partiti nel Parlamento regionale, quota che, tradotta in voti, significherebbe circa 2.300 consensi. Nel collegio di Agrigento le sezioni elettorali sono 512. In attesa di conoscere nelle liste l'ordine dei simboli dei partiti, vediamo quanti aspiranti onorevoli mette in campo la città di Favara. Seguendo rigorosamente l'ordine di presentazione delle liste, per l'UDC troviamo il 64enne medico di origini racalmutesi Salvatore Puma. Il Movimento 5 Stelle invece candida il 37enne ingegnere Giovanni Di Caro. Il 44enne Giacomo La Russa è il candidato all'Ars de Il Popolo dei Forconi. L'ex sindaco di Favara, il 50enne Mimmo Russello, è in lista con Italiani Liberi e Forti. Rivoluzione Siciliana candida Giovanni Presti, 46 anni, fortemente voluto dall'onorevole Cateno De Luca. Nella lista numero 10, Marano presidente, figura l'architetto 51enne Emanuele Schembri. L'ex vice sindaco di Favara, il 39enne Angelo Messinese, invece è aspirante onorevole della lista Crocetta presidente. Per il PD il candidato favarese è la signora Giuseppa Crapanzano di 52 anni. Il 43enne ex vice sindaco di Licata Giuseppe Arnone è nella lista di Nello Musumeci presidente. Tra i candidati favaresi invece nella lista del Popolo della Libertà, l'uscente deputato regionale Nino Bosco di 33 anni, l'europarlamentare Salvatore Iacolino di 48 anni, la giovane Annalisa Urso di 32 anni. Questi sarebbero nominativi degli aspiranti onorevoli espressi dalla città dell'Agnello Pasquale. In queste ore le liste sono al vaglio delle competenti commissioni regionali per la definitiva ammissione ed ufficializzazione dei dati raccolti dalle circoscrizioni provinciali. E dovevano essere 13 candidati favaresi in corsa all'Ars, ma uno, serio professionista e stimato da tanti, non ha potuto farlo poiché a sua detta non gliene è stata data la possibilità. Parliamo del biologo Diego Virgone che ha inviato in redazione una lunga lettera che noi abbiamo pubblicato per intero sul nostro portale siciliatv.org, nella quale spiega come non sono maturate le condizioni per una sua candidatura. Nella sua missiva parla di come, sostenuto da numerosi amici, voleva scendere in campo, impegnandosi in prima persona per cambiare ed innovare quel meccanismo che non soddisfa più la gente. È impensabile, scrive Virgone, affrontare i problemi della collettività organizzata senza riflettere sull'atteggiamento di certa politica, oramai vuoto contenitore di idee, incapace di interpretare il disagio della gente, accentrando nelle mani di pochi, da sempre sulla scena politica per mestiere più che per convinzione, quello che definiscono potere. È irrazionale, continua a formare una lista con persone animate dalla volontà di cambiare, provenienti da varie esperienze professionali, per poi, in prossimità della scadenza del deposito delle liste, pretendere di infalcirla di soggetti gravitanti nell'agone politico da anni e con qualche pendenza giudiziaria. Considerato che tra i candidati, dice il biologo,
Il numero di coloro i quali, perlomeno nell'Agrigentino, sono già deputati e che comunque hanno esperienze di altre candidature regionali è notevole e spropositato, risulta chiara la logica che muove tali meccanismi, ovvero difendere la propria posizione quasi fosse un lavoro, impedendo la candidatura a chi magari intende proporsi quale alternativa, considerandolo solo un avversario. Non volevo candidarmi per proseguire nel proselitismo politico in atto, ovvero per sistemarmi. Ho già, afferma Virgone, un lavoro appagante ed una dignità professionale che non intendo certo barattare per qualche incarico. La mia intenzione era quella di concorrere per sviluppare un nuovo concetto di impegno politico. Ritengo che l'attuale clima ostile nei confronti della politica risieda su fatti inequivocabili, sulla incapacità di interpretare i disagi della gente che ha solo desiderio di essere rispettata ed amministrata degnamente. Riempire le liste di compari ed amici è espressione, dice, di una deprecabile modus di fare politica che negli ultimi anni ha affossato la nostra terra, isolandola dal resto d'Italia e segnalandola solo per sprechi, lottizzazioni politiche e per la creazione di carrozzoni utili solo a ricavare voti, senza coperture di bilancio ed onerando i cittadini di imposizioni gravose e spropositate rispetto ai servizi offerti. La lettera si conclude con l'augurio e l'invito ai deputati per un proficuo impegno nell'interesse della gente. L'assessore regionale per le attività produttive Marco Venturi e Alfonso Cicero, già commissario straordinario dell'ASI di Agrigento, hanno depositato ieri presso il comando della Guardia di Finanza di Agrigento una querela per diffamazione nei confronti dell'imprenditore Salvatore Moncada e dell'ex presidente dell'ASI di Agrigento Stefano Catuara. Inoltre Cicero, in atto capo della segreteria particolare di Venturi, ha querelato Antonino Casessa e Salvatore Cagliari, entrambi ex dirigenti del consorzio ASI Agrigentino. Venturi e Cicero ritengono che i suddetti soggetti, diffondendo smisurate falsità, gravi illazioni e una miriade di infondatezze, sono responsabili di condotte diffamatorie consistite nell'offendere la reputazione a mezzo della stampa. Venturi e Cicero annunciano inoltre che entrambi si costituiranno come parte civile anche per i relativi risarcimenti. E stavano tentando una rapina presso la filiale della Banca Carige di via Umberto I a Sambuca di Sicilia. I carabinieri li arrestano, si tratta di Antonino Nuccio e Francesco Lonardo, trentenni e palermitani, già con precedenti di polizia. I due, disarmati e a volto scoperto, sono entrati in azione alle ore 12:30 circa ed hanno immediatamente aggredito un impiegato al fine di farsi consegnare il denaro contenuto nelle casse. Sono stati però a loro volta sorpresi dal maresciallo comandante della locale stazione Carabinieri, che era già all'interno dell'istituto di credito per ragioni di servizio e che, trovandosi negli uffici, aveva ascoltato il trambusto e le grida provenienti dall'area aperta al pubblico. L'immediato e risoluto intervento non ha lasciato molta probabilità di scelta ai rapinatori, che sono stati costretti a desistere dall'azione delittuosa non opponendo alcuna resistenza. Adesso i due si trovano rinchiusi presso la casa circondariale di Sciacca a disposizione della locale procura della Repubblica. E deve scontare un anno di reclusione per un furto commesso nel 2008. I carabinieri della tenenza di Favara, guidati momentaneamente dal luogotenente Giuseppe Tararà, hanno eseguito ieri un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzione penali della Procura della Repubblica di Agrigento. In carcere è ritornato il pregiudicato Michele Scarabeo di 50 anni. Rifondazione Comunista conta un nuovo consigliere comunale in provincia di Agrigento e più precisamente nel comune di Grotte. Infatti, dopo le dimissioni presentate dal consigliere Terrana, è subentrato al suo posto Angelo Puglisi, primo dei non eletti nella lista Uniamo Grotte nelle scorse comunali del 2008. Ad esprimere quindi la propria soddisfazione per l'elezione di Puglisi è proprio il segretario provinciale della Rifondazione Comunista Antonio Palumbo. È un traguardo importante per una persona che ha sempre testimoniato i nostri valori e condotto le nostre battaglie. Per questo motivo siamo sicuri che Angelo sarà all'altezza di questo importante ruolo istituzionale.
La Tua accoglie la richiesta avanzata dall'assessore comunale alla pubblica istruzione del comune di Agrigento, Patrizia Pilato, e modifica le corse feriali dei bus in partenza da Calcarelle. I mezzi pubblici posticipano la corsa di 25 minuti, quella delle 17:14 infatti partirà alle 17:40 e poi un'altra corsa è prevista per le ore 18:15. Le modifiche si sono rese necessarie per consentire agli studenti dell'Ipia Fermi trasferiti in altre strutture scolastiche di Contrada Calcarelle di poter usufruire agevolmente del servizio di trasporto pubblico nelle ore pomeridiane. Il Consiglio provinciale di Agrigento ha rinnovato il proprio collegio dei revisori dei conti. Ad Aula Pellegrino, con 12 voti, è stato eletto presidente il dottor Dario Scozzari. I consiglieri presenti hanno anche nominato membri Giuseppe Piazza e Giovanni Meli. Nel corso della seduta è stata approvata anche la mozione proposta dal consigliere Spoto, che prevede la riduzione del 25% del compenso spettante ai revisori dell'ente. I lavori del Consiglio provinciale di Agrigento sono stati rinviati a martedì prossimo alle ore 18. Tra i punti in discussione la relazione del secondo semestre 2011 del presidente Eugenio Dorsi. E cambiamo adesso argomento. Da lunedì 1° ottobre parte a Favara il quarto ciclo di disinfestazione del territorio comunale. In questo servizio vediamo insieme quali vie sono interessate a tale attività. Inoltre vi ricordiamo come sempre che il calendario completo della disinfestazione è consultabile sul nostro portale siciliatv.org. Ma vediamo adesso insieme il servizio. È stato predisposto dall'Ufficio 4 Salute Pubblica del Comune di Favara, area tecnica diretta dall'ingegnere Alberto Avenia e dal sindaco Rosario Manganella, il quarto ciclo di disinfestazione del territorio. L'attività prenderà il via dalle ore 23 di lunedì prossimo 1° ottobre per concludersi la mattina alle ore 5 di domenica 7 ottobre. Nel corso del primo turno, quindi, dalle ore 23 di lunedì sino alle ore 5 di martedì 8 ottobre, le aree interessate dalla disinfestazione sono via Regione Siciliana, Capitano Callea, viale Pietro Nenni e via Carlo Alberto dalla Chiesa. Nella notte tra martedì e mercoledì invece le vie Regione Siciliana, Capitano Callea, via Agrigento, via Campagna, via Caporale Mazza e Contrada Portella. Dalle ore 23 di mercoledì 3 ottobre sino alle ore 5 del mattino seguente invece le vie interessate sono via Carlo Alberto dalla Chiesa, viale Pietro Nenni, via Ugo Foscolo, via Sant'Angelo, via Pio La Torre, viale Berlinguer e Traverse. Ed ancora nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 ottobre le vie Contrada Portella, via Caporale Mazza, via Campagna, via Agrigento, via Ugo Foscolo, piazza della Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, via Amendola, incrocio viale Progresso e via Empedocle. Il penultimo turno di disinfestazione interesserà invece Contrada Burgialamone, viale Che Guevara, viale Aldo Moro, corso Vittorio Veneto, via Sant'Angelo, via Pio La Torre. Infine, nella notte tra sabato 6 ottobre e domenica 7, le vie interessate dalle attività di disinfestazione sono Che Guevara, viale Aldo Moro, corso Vittorio Veneto, piazza della Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, viale Progresso, comprese le strade adiacenti alla via Roma ed inoltre il quartiere Quattro Strade. Pertanto, i cittadini nelle notti di tale periodo non dovranno lasciare nei balconi e negli spazi aperti nessun prodotto commestibile, biancheria estesa animali. Inoltre dovranno tenere ben chiuse tutte le aperture delle abitazioni. L'intero calendario è possibile consultarlo sul portale dei servizi e dell'informazione di Sicilia TV all'indirizzo www.siciliatv.org. E la Polizia di Stato ha festeggiato oggi il suo santo patrono, San Michele Arcangelo. Santa Messa presso la chiesa San Gregorio di Cannatello. Al termine della celebrazione il questore Bisogno ha conferito gli attestati di merito agli agenti che si sono particolarmente distinti. La Polizia di Stato festeggia oggi il proprio santo patrono, ovvero San Michele Arcangelo. Nella città dei Templi la ricorrenza religiosa è stata celebrata nella chiesa San Gregorio di via Cavaleri Magazzeni a Cannatello. Nel moderno edificio di culto il parroco Don Giuseppe Pontillo ed il cappellano della polizia Don Angelo Chillura hanno concelebrato la Santa Messa alla presenza delle autorità provinciali e dei vertici istituzionali della Polizia di Stato agrigentina.
Per chi ha fede deve assolutamente celebrare questa giornata e celebrarla non come singolo, che chiaramente ogni credente ha i suoi momenti di preghiera e sa bene quali sono le giornate da rivolgere al Signore. Questo è un giorno che invece è dedicato ai poliziotti come appartenente a un unico corpo, e tutti insieme rivolgono la loro preghiera a San Michele Arcangelo e rinnovano gli impegni anche come credenti. Al termine della celebrazione eucaristica, il questore Giuseppe Bisogno ha conferito gli attestati di merito agli agenti che si sono particolarmente distinti in attività di servizio. Consegnate anche le medaglie di commiato ai poliziotti in pensione. Tra loro anche il decano della Polizia Stradale, l'89enne matricola A3581 Vito Passalacqua. Quest'ultimo, arruolatosi in polizia come ausiliario il 1° settembre del 1945, è passato effettivo l'anno successivo. In forza alla Polizia Stradale di Agrigento dal novembre 1949, è andato in congedo definitivo il 1° gennaio del 1982. Nel corso della sua lunga carriera non ha ricevuto nessun provvedimento disciplinare. Ad illustrare ai presenti le qualità dell'agente Vito Passalacqua, l'attuale comandante della Polizia di Agrigento Calogero Laporta. Nonostante l'età, il signor Passalacqua continua a guidare e questa mattina in via Cavaleri Magazzeni ci è arrivato con la sua fiammante Giulietta, auto simbolo della Polizia di Stato. Il commissario capo della Questura di Agrigento, dottor Carlo Pagano, lascia la città dei Templi per dirigere la squadra mobile di Potenza. A soli 34 anni Pagano assume la direzione di una squadra mobile distrettuale. Ieri il questore di Agrigento, Giuseppe Bisogno, ha salutato e ringraziato il funzionario che per 5 anni è stato vice dirigente della squadra mobile agrigentina. Durante la cerimonia non si sono non potute ricordare tutte le brillanti operazioni di questi ultimi anni e che hanno visto partecipe il commissario Pagano. E fine settimana di motori in provincia di Agrigento, al via oggi la 21ª edizione del Fabaria Rally, 26° Rally dei Templi. Alle ore 19:31 di oggi, dal Viale della Vittoria di Agrigento, parte la 21ª edizione del Fabaria Rally, 26° Rally dei Templi. Dopo la partenza, i piloti saranno protagonisti di una inedita e spettacolare passerella in via Atenea, prima di andare ad affrontare la super prova speciale sulla pista Concordia Valle dei Templi. Domani mattina invece le altre 8 prove speciali. La Favara, ovvero la classica crocca, che sarà affrontata 2 volte, la Aragona e Agrigento, entrambe ripetute 3 volte. Il Fabaria Rally, il Rally dei Templi, si concluderà al Villaggio Mosè con l'arrivo dei vincitori alle ore 18. Intanto questa mattina si sono svolte le tradizionali operazioni di punzonatura delle 83 vetture iscritte alla gara. Per consentire il passaggio dei bolidi, la strada provinciale numero 3 Crocca rimarrà chiusa al traffico domani domenica dalle ore 7 alle ore 18:30. Tutto pronto per la 9ª prova del campionato regionale motocross FMI in programma per questo fine settimana a Favara nel crossodromo della SD Cavaleri Off-Road di Contrada Giarrizzo. La kermesse vedrà la partecipazione di 100 piloti provenienti da tutte le province siciliane. Tutte le operazioni preliminari verranno svolte domani mattina con iscrizioni e verifiche. Le gare prenderanno il via dalle ore 10, la prova sarà anche valevole per la settima prova del campionato Regione Calabria. Le prove speciali saranno visibili al pubblico. Per chi vuole assistere può recarsi in Contrada Giarrizzo e tifare per i piloti locali Antonio e Luigi Cavaleri, che tra l'altro rappresentano la Regione Sicilia il prossimo 14 ottobre al Trofeo delle Regioni che si svolgerà a Fermo. E domenica prossima, 7 ottobre, si celebra in oltre 100 piazze italiane la 5ª giornata nazionale dedicata alla sclerosi laterale amiotrofica. La campagna di sensibilizzazione è promossa dall'associazione AISLA Onlus.
Da domani e fino al prossimo 14 ottobre sarà possibile sostenere il progetto Counseling per le famiglie dei pazienti affetti dalla terribile malattia genetica, effettuando una donazione di 2 o 5 euro tramite SMS o chiamando il numero 45 505. In occasione della giornata nazionale di domenica prossima 7 ottobre, invece, le donazioni si potranno effettuare nelle piazze dei centri che aderiscono all'iniziativa. Da Agrigento, in città, i volontari dell'associazione AISDLA Ollus saranno presenti in piazza Cavour. Per informazioni su orari ed altri luoghi di raccolta è possibile visionare il sito internet www.aisdla.it. Inaugurazione questo pomeriggio alle ore 19 al Castello Chiaramonte di Favara della rassegna fotografica Favara Storia della Musica. L'iniziativa promossa dalla locale Accademia Palladium e patrocinata dal Comune di Favara. Nelle sale del Maniero Medievale sarà possibile ammirare una mostra fotografica dedicata ai gruppi che hanno fatto la storia della musica locale. Per sabato 6 e domenica 7 ottobre invece Piazza Cavour ospiterà concerti ed esibizioni di artisti locali. Sabato è in programma la Notte di Musica Italiana, domenica Notte di Musica Rock e Blues. E adesso linea alla regia per il meteo, a seguire la sigla. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima edizione del telegiornale, arrivederci. L'augurio di un buon fine settimana a tutti e vediamo il meteo per domenica 30 settembre. Una perturbazione di origine atlantica meglio organizzata raggiunge il centro-nord con piogge estese e temporali sul nord-est compresa la Lombardia e ancora tra l'Alta Toscana, il nord delle Marche e l'Umbria. Al sud sempre sole e caldo estivo. Guardate dalla grafica il maltempo su buona parte del centro-nord, particolarmente acceso sulla Lombardia, su tutto il Triveneto e sull'Emilia-Romagna entro il pomeriggio. Rovesci o temporali anche di forte intensità e piogge a tratti abbondanti. Non risparmieranno i fenomeni tutta la Liguria, ancora l'Alta Toscana, ma i rovesci raggiungeranno anche tutto il resto del centro, soprattutto il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise tra il pomeriggio e la sera. Anche sulla Sardegna qualche rovescio irregolarmente distribuito, per il resto ampi spazi soleggiati al sud ed in Sicilia con aumento di nuvolosità stratificata. Le temperature resteranno quindi elevate al sud ed in Sicilia, in calo tra la Sardegna e le regioni centro-settentrionali. I venti si disporranno dai quadranti settentrionali tra le isole maggiori e il versante tirrenico. Resteranno ancora meridionali sul basso versante ionico e sulla Sicilia. Guardate le temperature minime ancora elevate sulle regioni adriatiche al sud, intorno ai 20 gradi, in calo al nord. Le massime tenderanno a diminuire su tutto il centro-nord, portandosi addirittura inferiore ai 20 gradi sulla Val Padana ove piovoso. Fino a 28 gradi ancora a Roma, intorno ai 30 gradi a Napoli e punte superiori al sud e in Sicilia. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, un saluto da Andrea Falcinelli.